tanti, anzi tantissimi, così tanti che non basta l'intera piazza mercato di Tencarola a contenere la carica dei baby bike. E pensare che all'inizio erano solo poco più di un centinaio. Da allora i numeri sono cresciuti anno dopo anno, anche se l'obiettivo rimane sempre lo stesso: aiutare chi sta male, nello specifico i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Sì, un evento solidale, uno dei eventi di punta di Team for Children, del resto uno degli organizzatori è il nostro tesoriere, il signor Ravazzi, ancora per aiutare questi bambini, ancora per aiutare queste famiglie, ancora per aiutare il reparto, sì, perché c'è veramente tanto bisogno ancora. Abbiamo pensato e stiamo iniziando a concretizzare l'aiuto anche ad altri reparti, sì, perché ho visitato altri reparti della pediatria e mi sono resa conto che c'è tanto bisogno. Abbiamo già iniziato con un bambino che aveva bisogno di fisioterapia, l'abbiamo mandato alla nostra famiglia Conegliano e non è un bambino oncologico. Abbiamo portato già del materiale, col professor Perilongo stiamo lavorando proprio per cominciare anche con le volontarie e ad aiutare quando ci chiedono, dipende da cosa ci chiedono. Strade chiuse e largo al divertimento lungo il percorso di 20 km tra città e campagna, con una sosta intermedia nella piazza di Bresseo per uno spuntino a base di cioccolata calda e pandoro. A bordo strada in molti si sono fermati per ammirare e supportare il lunghissimo serpentone rosso, festoso e gioioso. All'interno babbi di tutte le età e forniti degli addobbi più disparati, dalla slitta alla più classica ghirlanda accompagnata da lucine colorate. Sui numeri molta la soddisfazione e obiettivo centrato. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 2007 vestiti venduti e un 30% di partecipanti in più che fanno i simpaticoni, ma facciamo festa sempre e vai baby vai. Un'iniziativa supportata dalla provincia di Padova, un'iniziativa solidale. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo raggiunto tutti quanti il record per un'ottava edizione fatta all'insegna della solidarietà e della gioia di tutte quante le persone che hanno partecipato. Un sorriso grande che coinvolge anche i bambini dell'oncoematologia pediatrica, a cui abbiamo mandato ovviamente il nostro augurio di buon Natale, a cui manderemo anche questa grande donazione raccolta dai baby bike. Un numero importante, sono 2007, quindi 2007 i vestiti ufficialmente venduti per una partecipazione che probabilmente sfiora oltre le 2500 persone. Faremo i conti nei prossimi giorni, ma comunque è una grande soddisfazione. Sfishamar Channel News, Selvazzano, Teolo, Abano Terme.